Benvenuti alla 18ª puntata della Zanzega. Chiedo scusa, ma c'è un piccolo problema oggi. Non troviamo più Lele, il presentatore, non sappiamo più dove è andato, è un'oretta che lo cerchiamo, ma non c'è. Chissà dove sarà. Dove sarà? Ma sento una chissà voce. Dove sarà? Chissà. Sento una voce. Eccolo qua. Allora, non l'ho mai detto, non ho mai confessato questa cosa. Sì, è vero, qualcuno mi chiama dottore, ho fatto 5 anni a Bologna, ho studiato, in realtà era una grandissima farsa, lo dico ai miei genitori, che sono venuti anche alla festa di laurea, ma era tutto un trucco, tutto finto. Ho ricominciato, ebbene sì, ho recuperato qualche anno, adesso sono al 4º anno alla scuola di F. I miei complimenti, congratulazioni. Perché ho deciso che con i tempi che corrono forse saper cucinare e capirne qualcosa può essere più utile rispetto ad altre cose. Ero indeciso tra il cartongesso e la cucina, ma ho scelto la cucina. Scherzi a parte, arrivo! Grazie Ivo Gallo di questa fesseria incredibile che abbiamo fatto anche oggi. Io, come vedete, siamo in tanti, non siamo alla riunione dell'oratorio, ma è una puntata della Zanzega. Perché così tanti e perché questi volti così giovani e poco raccomandabili? Semplicemente per il fatto perché oggi parliamo di formazione e non solo, parleremo di formazione e anche di Trieste, lo dico in maniera un po' vaga perché avremo dei contributi esterni proprio su questa città di frontiera meravigliosa che sarà protagonista con i suoi sapori, le sue bellezze, con grandi personaggi non più presenti, non più viventi come Italo Svevo, insomma tante cose, puntata molto ricca, molto profumata perché già sentiamo quei sapori che salgono perché i ragazzi hanno deciso di combinare qualcosa in studio. Allora io faccio un giro veloce del nostro tavolo così introduciamo i nostri ospiti di questo sabato, saluto anche chi si collega al pomeriggio della domenica, siamo verso addirittura d'arrivo di questa annata della Zanzega, però insomma siamo molto contenti di portare sempre più gente e sempre più informazioni nelle case di chi ci guarda. Allora alla mia destra un gradito ritorno, facente parte anche un po' dell'organizzazione di questa trasmissione, dottor Francesco Dotta, benvenuto. Benvenuto. Allora sei tu un po' il capomastro di questa situazione. Va bene. Ci spiegherai cosa combineranno tutti questi ragazzi in studio? Sì, quelli lì. Quelli lì. Quelli sono ospiti. Sono sullo sfondo ora. Ok. Coreografia, no? Non volevamo sminuire il vostro valore umano ed estetico soprattutto. Abbiamo un altro gradito ritorno, abbiamo Mario Dalla Riva. Grazie. Responsabile marketing e comunicazione della storica e importante latteria Soligo che è anche partner. È un piacere per noi. Benvenuto, eravamo in ballo oggi tra te e il Presidente, è arrivato Mario. Il Presidente mi ha incaricato. Benissimo. Perfetto, andiamo alla mia sinistra, quindi alla vostra destra, un altro gradito ritorno, Alberto Raffaelli, in qualità di, perché tu una puntata sei scrittore, una puntata sei esperto di cucina. Oggi vorrei mangiare, ecco. Oggi vorresti mangiare. Poi casomai parliamo anche delle vicissitudini legate all'osteria di cui tu poi hai fatto questo è diventata famosa, ha portato fortuna alla Zanzega, no? L'ultima volta. Poi quello che è accaduto all'osteria magari porta anche qualche vendita in più al tuo libro. È un marketing non voluto per certi versi. Esatto. Chi lo sa? Chi lo sa? È l'ultima frontiera del marketing. Esatto. Marketing fiscale. Benissimo, la crisi è arrivata anche nelle osterie senza oste. Detto questo, abbiamo per la prima volta in studio, insomma anche lui diciamo un coordinatore di questa immensità di presenze in studio, Luciano Gatti, direttore delle scuole di F. Buonasera. Benvenuto, e poi abbiamo chi invece della ristorazione diciamo ne fa un mestiere importante durante l'arco della giornata, della settimana, dei mesi e degli anni. Abbiamo con noi Beppe Agostini, benvenuto alla Zanzega. Grazie a voi dell'invito. Anche in rappresentanza della Confcommercio. Del gruppo ristoratori. Della Confcommercio. Sì. Benissimo, so che è alla mia destra, Monia, ci sei? È tornata a trovarci Monia, lei è una sommelier e quindi ci dirà come accompagnare con i vini che abbiamo forniti i piatti che i ragazzi prepareranno qui in studio. Benvenuta con noi anche questo sabato. Grazie. Adesso io lascerei per un secondo la parola a Francesco perché così ci spieghi un po' chi abbiamo e chi sono questi ragazzi e cosa combineranno durante il corso di questa trasmissione. Posso avvicinarmi a loro così il gelatone, cominciamo a mettere un po' in imbarazzo, poi mettiamo in imbarazzo anche voi comunque.
No, allora, l'idea è di farli un po' lavorare, quindi accontentiamo Alberto, no? Facciamo un piccolo percorso, cominciamo con un aperitivo che prepara Federico con l'aiuto di Monia, no? Ecco, e poi Federico ci dirà che aperitivo è, e assieme abbiniamo una canapè con... Canapè. Con burro aromatizzato al lime e salsa di avocado e gamberetti. Ok, il burro però l'abbiamo fatto partendo dalla panna e adesso Favor tra poco prepara il burro con la zangolatura live Zangolatura? Sì. Potrebbe essere il nome di un altro format. Benvenuti alla zangolatura. Zanzega, la Okay. zangolatura. Vuoi cominciare, Favor? Ok. Invece Giuseppe, Sam e Matteo preparano prima un crostino prima preparano un crostino con dei salumi che abbiamo preparato noi. Non so se Daniele te la ricordi. No. Questa pancetta era presente Sì. nella prima puntata della Zanzega. Ci ha dato fortuna qui. Esatto, la prima puntata della Zanzega era intera. Abbiamo cominciato ad assaggiarla e adesso si è un po' ridotta, però la abbiniamo appunto con del pane che hanno preparato i ragazzi stamattina, sempre un salame che abbiamo preparato noi e con una casatella invece offerta dalla latteria Soligo. Anche Questo la panna che usiamo ovviamente è quella della Soligo. Sì, la panna per fare, ecco, Fabio ha cominciato la zangolatura, adesso... Sta facendo un cocktail o un burro, scusa? Sta scuotendo la panna fino a poi a trasformarla in burro, poi vedremo. E poi continueremo con un risotto. Il risotto è un risotto con un tastasale, con una pasta di salsiccia sempre preparata da noi a scuola, perché abbiamo questi laboratori di prototipico. Fateli insaccati a scuola. Nel senso, Sì, è da qualche anno che abbiamo cominciato a prendere, grazie un po' alla spregiudicatezza del sottoscritto e del preside che si sono cimentati in questa cosa, però poi magari i ragazzi diranno se apprezzano la cosa. E prepariamo salumi, formaggi, prodotti tipici, cerchiamo di stare su quello che è poi la tradizione locale. E dicevo, il tastasale lo abbiniamo con una mantecatura con un burro lupolato, perché una delle cose che facciamo come DF è anche la preparazione della birra. Che poi ce ne parlerai anche della esattamente, questo è il percorso e finiamo poi con della biscotteria, il tutto abbinato a dei vini che Monia ci suggerirà di volta in volta. Benissimo, Okay? Tra l'altro io ho messo proprio la camicia a tovaglia perché parlando di così tante cose buone ho pensato bene di riproporre la mia camicia tovagliosa. Mi ricordo un po' anche di Gianni Secco, che salutiamo se ci sta ascoltando. Detto questo, noi lanciamo il primo servizio esterno di questa giornata. Dove siamo stati, Ivo? Siamo stati a Trieste, la bella Trieste. Purtroppo c'era un po' di nebbiolina, un po' di foschia, quindi non siamo riusciti a vedere le bellezze estreme dei panorami. I piani larghi, diciamo. Esatto, però comunque c'è tanta roba da vedere che vedremo in parte in questi servizi durante tutta la puntata. Nella fattispecie questo primo servizio è Lorenzo Pilat. Esatto, che fa parte dell'orizzonte di ormai. È un monumento della città esatto, e ci canta questo pezzo meraviglioso proprio su Trieste. A voi regia. Quando ero piccolo andavo al bagno, andavo fino a Barcola sui scogli e saltando in acqua come un ragno me restava tutti i piedi se mi piaceva assai giocare e certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste sempizza, meravigliosa città, su dopo Creta che vista, proprio te resti incantare. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima, Trieste piena de mar.
18 anni con la Vespa andavo in Villa Giulia a far l'amore, non avevo altro per la testa che la libertà che vagolà. Ah, che bel potersi innamorare, con certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste semplice, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima pa, Trieste piena de mar. Quante gite, quante camminate, adesso vado in macchina e sul Zar, che qualcosa intanto si è cambiato e la gioventù non tornerà. Ma mi son tornato ancora là, solo per rivedere la mia città. Oh, quando Trieste semplice, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima pa, Trieste piena de mar, come una mula bellissima pa, Trieste piena de mar. Lorenzo Pilat, io approfitto prima di lanciare la prima pausa di questo sabato per ringraziare la squadra esterna che ha realizzato questi video meravigliosi, nella fattispecie i tecnici di ripresa Dario e Paolo, e poi ovviamente tutto il comparto tecnico e il montaggio del nostro buon Ivo Gallo. Piccola pausa, fra poco con la Zanzega. Eccoci rientrati alla Zanzega, abbiamo ascoltato piacevolmente questo grande artista triestino. Lui è importante a Trieste perché fa degli spettacoli sulla cultura popolare triestina, è molto conosciuto nella sua città, però per molti anni è stato uno dei più importanti membri del clan di Celentano e ha scritto delle canzoni memorabili per se stesso e per tantissimi altri. Vedo che i ragazzi stanno ancora smanettando con lo shake. Però hai finito a fare il burro? Sì, dai, prova a farci vedere. Quindi Allora, togli il... che si chiama? Come si chiama? Latticello. Dillo forte. Latticello. Latticello, ok. interrogazione Hai tolto tutto? ridotta. Perfetto. Boh, adesso estrai pure il burro, lo mettiamo sul piatto perché a Valeria serve per fare i canapè. Quindi sta facendo questo al burro. Perfetto. Questo è il burro, la temperatura dello studio come dire, è un po' altina, quindi 60 gradi, è un po' sciolto, però questo è il burro, ripeto, aromatizzato. Com'è che l'abbiamo aromatizzato? Con lime e menta. E menta. Lo chiamiamo burro? Mojito. Mojito. Ok. E adesso È un Valeria... burro trendy praticamente. Bravo, hai capito. Allora, adesso Valeria sta componendo il canapè. Poi Beatrice ce li serve, ce li fa assaggiare. Io adesso direi anche di togliere le mani dietro la schiena e cominciare a tagliare i salumi e combinare il piatto con i salumi e la casatella. Ok? Bene, bravi, mi viene a dire bravi anche se ancora non abbiamo visto concretamente la fine però mi sembra che c'è un impegno importante che coinvolge
queste scuole di formazione alla ristorazione, che sono le scuole DF, di cui abbiamo il direttore Luciano. Allora, quante sono e cosa combinano questi ragazzi durante il corso dell'anno? Beh, allora, in Veneto sono presenti 4 sedi, abbiamo 4 scuole, a Padova dove c'è la sede centrale, a Spinea, Valdobbiadene dove è direttore appunto Alberto e poi a Lonigo. Complessivamente abbiamo 800 ragazzi che frequentano i nostri corsi, 3 anni, si prende la qualifica, si può diventare cuochi, camerieri, pasticceri, barman. Da quest'anno la Regione ha attivato in via sperimentale il 4º anno e questi sono i primi ragazzi che alla fine di quest'anno prenderanno il diploma professionale. Quindi sono pronti a mettersi direttamente sul lavoro? Lo erano già anche prima? Lo erano già anche prima, quest'anno è un anno in cui, come dire, fanno tutto un approfondimento dal punto di vista professionale, quindi tutta una serie di percorsi professionalizzanti che li porterà poi appunto a poter entrare con delle competenze adeguate da spendere anche a un livello un po' più qualificato del semplice commis quando appunto si finisce la scuola. Ho capito. Mario, hai visto che hanno preparato il burro in presa in diretta, quindi chiaramente non può essere come quello che si fa nella loro nel laboratorio, perché gli strumenti che abbiamo sono questi, però questi giovani si stanno affacciando in Veneto, in questo caso al mondo del lavoro. È interessante il rapporto che c'è fra industria, produzione di alimenti tipici e la scuola di ristorazione. Noi abbiamo una bellissima esperienza con la DF di Valdobbiadene, perché ha fatto parte del nostro, ormai la possiamo considerare, elemento di valutazione anche dei nostri prodotti, perché la scuola di ristorazione è ormai l'ambasciatrice, come tutti dicono. Tante volte tutti dicono che dovrebbe essere l'ambasciatrice dei prodotti tipici, perché la ricchezza del territorio è data dai grandi vini, dai grandi chef, dal grande paesaggio, però se un turista non mangia bene, la prima cosa che si lamenta, della quale si lamenta è sì, pagato poco o pagato tanto, però ho mangiato male. Quindi chi meglio di uno studente della scuola di ristorazione può interpretare al meglio? Però qui io faccio anche un appello, che qualche volta il mondo della ristorazione svicola, cerca le vie brevi, le vie facili, e quindi tante volte noi non riusciamo ad offrire dei prodotti preparati con la maestria necessaria. Per cosa non riscopriamo allora la ristorazione trevigiana? È famosa perché è partita dagli anni 60 e ha creato uno zoccolo duro sul quale ancora noi oggi viviamo e facciamo interpreti la nostra bellezza trevigiana e veneta. Però qualche volta abbiamo visto delle fughe in avanti che poi sono retrocesse perché si cerca il qualcosa di eccellente, invece talvolta l'eccellenza la troviamo proprio sui nostri piatti, sui nostri prodotti tipici e tradizionali. Voglio solo dire una cosa, Mario. Abbiamo visto produrre il burro, mi permetto di dire che quel burro lì è il burro tradizionale. Cosa vuol dire? Perché nell'ambito della normativa europea il burro può essere fatto anche con la crema di latte. Anche con la crema di latte. Il burro tradizionale, e noi abbiamo l'autorizzazione per farlo dal Ministero, burro tradizionale è quello ottenuto esclusivamente dalla crema del latte ottenuta o per affioramento o per centrifuga. Per affioramento. O per centrifuga. Perché per affioramento? Perché i grandi produttori di formaggio, come nel caso del grana o di altri formaggi che lasciano riposare il latte per 24 ore, per effetto della diversità del peso specifico fra acqua e grasso, il grasso riaffiora, fisica, riaffiora e poi si screma. Da quel burro là si ottiene il burro di affioramento e il burro tradizionale. Quindi un plauso alla scuola. Mi ha illuminato sul burro veramente, e sì che ne mangio abbastanza, perché oltre che per condire, no? Si dice, adesso non so se potrei chiederlo a Beppe al volo, mettere il burro rovina il cibo? Se il burro è buono no. Ok, molti dicono che tanti mettono il burro per se il burro è buono non lo rovina. Anzi, quindi siamo d'accordo. Ti tolgo un altro senso di colpa, tra i grassi è il meno calorico,
perché è l'unico che contiene una percentuale di acqua. E poi mi dici anche che la birra non fa ingrassare magari. Certo, non fa ingrassare, fa gonfiare, non ingrassare. Certo, lo sanno tutti, guarda, chi ti ha detto che fa ingrassare? Ti ha detto l'ha fatto per farti sentire in colpa, probabilmente retaggi. Sono pieno di colpe. Esatto. Beh, misero metapino, lanciamo un altro servizio sulla splendida città di Trieste e torniamo fra poco in diretta con la Zanzega. Siamo nel famoso Molo Audace di Trieste, uno dei posti più belli d'Italia, credo, con una piazza che è davanti a noi meravigliosa, e sono con un grande personaggio italico, ma nella fattispecie triestino, perché tu hai Trieste nel cuore, Lorenzo. Beh, come tutti del resto, perché mia mamma mi diceva sempre, anche se fossi nato in una caponera, l'altra vuol tornare. Sei legato da sempre, hai scritto tantissimo per questa città, poi insomma nei tuoi recital si vive proprio... Il mio intento è quello di rispolverare, rinfrancare, far rinascere l'allegria di un tempo. Quando ero ragazzino si cantava per le case e ogni Natale era un appuntamento di allegria, perché non avevamo chitarre, non sapevo suonare, ero un piccolino, eppure si cantava pezzi d'opera. Libiamo tra i lieti calici, e poi non si ricordava più, faceva la, è importante, però si cantava. C'era allegria quindi. Si cantava e c'era questo spirito di allegria. Poi devo dire amaramente che anche un po' la televisione ha rovinato questo discorso. Ha distratto dai ritrovi, no? Del popolare. Certo, la roba diciamo dal vivo era la cosa più naturale e più sentita, e quella che ci faceva tanta compagnia, perché la musica in generale è quella che proprio fa tanta compagnia. Il rumore no, ma la musica sì, la musica diciamo melodica, perché la melodia è quella che rimane per sempre. Il ritmo rimane, ma molto meno. La melodia è quella che si ricorda, e la melodia già parla, perché non occorre mettere dei bei testi su una musica che già parla a sé. Io porto sempre l'esempio dell'Usignolo. L'Usignolo canta tutto il giorno, è un piacere sentirlo, e ogni volta non si ripete mai, quindi lui ha un suo linguaggio ed è bellissimo ascoltarlo. Perciò puntiamo di più sulla melodia, soprattutto la melodia italiana, che noi siamo il re della melodia del mondo, ed esportiamo la melodia, vedremo che porteremo a casa ancora dei soldi, perché gli americani con i loro arrangiamenti esaltano la melodia. I ritmi ce li hanno già, e tante cose che noi imitiamo dall'estero è bello lasciarle perdere. È meglio godere delle nostre grandi capacità, delle bellezze che abbiamo. Esatto. È stato un piacere avere con noi Lorenzo, insomma non voglio entrare nella storia del tuo rapporto con il clan di quegli anni là, che sicuramente ti hanno lasciato qualcosa di importante. Ma però... certo, una grande esperienza. Il clan di Celentano è stato per me una grande esperienza, come tutta la discografia di una volta, perché una volta quando si faceva un disco, allora c'erano i 45 giri, la casa discografica pensava a lanciarlo, quindi lanciava più la canzone che il cantante. Il cantante era un mezzo per comunicare, ma certo, quello che era più importante era lanciare la canzone. Quando una canzone è valida bisognava puntare tutto su quello. Fare 10 passaggi al giorno della stessa canzone non è che a noi nessuno, perché non è detto che uno sta tutto il giorno attaccato a quella radio o alla televisione. Una volta e basta, può darsi che quello che non ha sentito oggi la sente domani, e quello che non la sente domani la sentirà fra una settimana, se tu però devi tampinare tutto il giorno. Ci sono certe canzoni che nel mondo hanno avuto un successo enorme, come, non so, Besame Mucho, per dire, la senti ancora adesso dopo 100 anni, non so, per dirti. Quindi vuol dire che la melodia vince, e su questo bisogna puntare. Beh, comunque la gente può anche sentirti in quel ormai storico programma radiofonico che fai la domenica. A Radio Sorriso, sì, a Radio Sorriso la domenica alle 11, ascoltatemi, che è una cosa simpaticissima, perché oltre a ricordare la Trieste anche di una volta, ma ricorda anche i punti diciamo strategici che ha questa radio, perché arriva dappertutto e arriva nelle case con grande piacere, perché soddisfa un po' la gioventù, ma soprattutto anche
le famiglie, cioè è un argomento sano secondo me. Tra l'altro ho avuto un aumento di ascolti questa radio potentissimo, penso te l'abbiano comunicato, ancora no. No, non lo sapevo, insomma. Immagino anche la mia trasmissione aveva contribuito. Insomma, penso che sia fondamento di questa crescita. Bene, bene. Allora, grazie della tua presenza importantissima, perché quando siamo venuti a Trieste la prima persona che abbiamo voluto cercare e contattare eri proprio tu, come simbolo anche di questa città, della melodia italiana. Meno male, dai. Grazie. È stato veramente emozionante, incontri importanti, mi auguro che nel proseguo del nostro divenire mediatico potremo farne sempre di più belli e sempre di più importanti. È stato bello anche per te, Ivo, molto, no? molto bello. Da musicista soprattutto. Sì, sì, ho avuto la possibilità di suonare, poi tra l'altro vedremo anche la clip nella quale io suono con Lorenzo, grande onore. Ricordiamo che Lorenzo ha scritto Nessuno mi può giudicare finché la barca va, quindi suonare con un autore del genere, insomma, è decisamente emozionante. Questa triade famosa, Pace, Panzeri, Pilat, che scrivevano per Celentano, la Caselli e tanti altri. Piccolo break, fra poco con la Zanzega. Siamo rientrati, per chi si fosse da poco messo davanti al piccolo, grande, medio schermo, adesso non so bene come, o anche in streaming. Anche in streaming, quindi anche davanti al computer, infatti. Poi qualcuno la riguarda a distanza di tempo anche su YouTube, nella fattispecie Facebook. Ivo Gallo lancia Facebook. Andate sulla pagina ufficiale Facebook della Zanzega e cliccate su mi piace, se non siete italiani cliccate su I like, che è la stessa cosa. Approfittatene perché c'è anche la pagina ufficiale di Antenna 3, quindi cliccate su mi piace per partecipare alla vita della nostra trasmissione, della nostra emittente, eccetera, eccetera. Suggerimenti, consigli, idee nuove sono sempre ben accette. Chiedo alla regia di fare una panoramica sulle facce dei ragazzi alle mie spalle, perché vi obbligo, se avete la pagina di Facebook, quando andate a casa a mettere il mi piace. Siccome mi sono segnato nome e cognome di ognuno di voi, mi aspetto un altrettanto ricambio con un bel like sulla... È una promessa? Sì. Perfetto. Non hanno Facebook, benissimo. Sì. Ok, detto questo, io non so, mi pare che c'è un aperitivo in corso, o sbaglio? Sì. Federico, come siamo con l'aperitivo? Siamo quasi operativi. Che aperitivo hai fatto? Ho fatto Rossini. Come si fa? È una purea di fragola in aggiunta al prosecco. Purea di fragola. E è uno sparkling, appunto un aperitivo. Va bene. Ok, che prosecco hai usato? Ti sei informato? Prego, lo dicelo tu, dai. Mi rubo il lavoro, se no. Ah, che ruffiano! Che furbo! Abbiamo un prosecco offerto dall'azienda Campo di Pietra, che fa parte del gruppo Vivo, è un extra dry molto interessante, un prosecco DOC che ben può essere utilizzato appunto per fare questo aperitivo senza essere troppo alcolici. Va bene, grazie Federico. Grazie ragazzi, tanto volevo chiedere un attimo a Beppe, allora abbiamo visto questi ragazzi che sono al 4º anno, quindi quest'anno aggiuntivo per quanto riguarda l'esperienza di F. Quindi lo fanno per lavoro, faranno anche per lavoro, quindi la conoscenza della gastronomia e dell'enogastronomia appunto per lavoro. Però secondo me dovremmo anche lavorare su ragazzi anche della stessa età che però non hanno niente a che fare con la gastronomia, proprio per creare la cultura del stare bene a tavola, del mangiare bene, del riconoscere i nostri prodotti DOP. Da un lato diciamo quelli che diventeranno professionisti della cucina, già la conosco. Dall'altro invece anche gente comune che però ha una maggiore consapevolezza di quella che è la gastronomia, che è una delle industrie forse più importanti del nostro paese assieme al turismo, presumo. Adesso lo dico va di pari passo al turismo, perché effettivamente nelle nostre zone senza una gastronomia sarebbero zoppe. Come contrario, però abbiamo la fortuna di correre con due buone gambe, sia a livello di paesaggio e di cultura, sia anche a livello di gastronomia, enogastronomia. Sì, il connubio sarebbe perfetto se funzionasse bene. No, dobbiamo farlo funzionare bene. Farlo funzionare. E loro dovranno essere i fautori di questo funzionamento. Appunto, ma non solo loro, anche i loro colleghi, i loro amici, che dovranno conoscere meglio e come apprezzare i prodotti. Chiaro. A questo proposito, Francesco, la cosa interessante che voi fate è anche quella di
diciamo, una storia della gastronomia, no? Tirate fuori dei prodotti un po' dimenticati, ne abbiamo anche parlato altre volte, nel senso che uno degli insegnamenti che fate è la valorizzazione di ciò che si sta perdendo. Il prodotto tipico. Sì, la valorizzazione del prodotto tipico è una cosa che abbiamo cominciato, credo, da subito, appena abbiamo cominciato. Guardo Alberto perché, Alberto lo sa, la storia della scuola di ristorazione è partita facendo da mangiare per i corsisti degli altri indirizzi, ed eravamo io e lui a Sant'Antonio, a Marghera, che abbiamo cominciato usando un pretesto, cioè l'esigenza di dare da mangiare ai corsisti per poi farla diventare comparto e poi diventare specificità della DF, fino adesso a raggiungere anche, insomma, livelli, oltre che i numeri che ha detto. Che erano gli anni? 96, 97. Prima, sì. Eri molto giovane, Francesco, tu allora. Anche adesso sono molto giovane. Adesso sono molto meno giovane. Molto meno giovane. No, so che Alberto ci tiene a far partire il risotto. Sì. No, prima dico una cosa importante. Questa tradizione, diciamo, della formazione professionale in Veneto ha acquisito una sua importanza. Voglio dare anche, ed è un invito a tutti, il prossimo fine settimana, l'11 e il 12, a Villa Contarini, a Piazzale sul Brenta, si svolge il Festival delle scuole di ristorazione del Veneto. Partecipano una ventina di scuole. Vengono preparati 2000 degustazioni. Quest'anno il tema è anche molto sfizioso e interessante, per te Daniele è perfetto, perché sono 5 finger food per 5 sensi. No, allora i sensi sono 5, i sensi percettivi, l'udito, l'olfatto e gli altri. Ogni finger food, ogni degustazione avrà a tema. Quello più complicato sarà l'udito, come puoi immaginare. Cosa si fa con l'udito? Qualcosa di croccante. Sicuramente qualcosa di croccante. Okay. C'è qualcuno che sta preparando anche il sesto senso, ma qui ci fermiamo perché tutte queste cose si potranno assaggiare gratuitamente a Piazzola sul Brenta, preparate dai ragazzi sabato 11 e 12 aprile. Piazzola sul Brenta. A Piazzola sul Quindi Brenta. tutti possono convenire a questa. Ci sono 300-400 ragazzi che gareggiano, 2000 ospiti, insomma è tutta una grande festival. Molto grande quindi. Sì, molto imponente nella bellissima villa di Piazzola sul Brenta Grazie. E c'è da divertirsi, insomma, ecco. Detto questo, il risotto. Mentre io anche assaggio si chiama il. No. Il Rossini. Dillo pure il microfono. Puoi correggerti, vai. Rossini, esatto. Assaggiamo questo Rossini, noi, scusate ragazzi se noi ci diamo da fare, ma d'altra parte il fatto di essere più grande comporta anche questo. Hai delle raccomandazioni particolari sul risotto tu? Il risotto è un piatto straordinario e difficile, non è facile trovare un risotto fatto bene nei nostri ristoranti, come prima accennava giustamente Mario Dalla Riva. C'è la tostatura che è fondamentale, cioè non lasciare mai scendere la temperatura del risotto. Chi butta il brodo non bollente spacca il chicco del riso, c'è la mantecatura che deve far prendere ossigeno, insomma il risotto è un piatto straordinario, adesso i nostri ragazzi lo sanno fare benissimo. Che per fortuna in Veneto si mangia ancora bene il risotto. Sì. Abbiamo delle zone anche di produzione straordinarie, al Grumbo delle Abbadesse, no? Sì, abbiamo poi c'è Isola della Scala che è famosissima, che tra l'altro però lo fa col sistema tradizionale veneto, che non è quello che ha detto lei, tra l'altro. Che lo fa alla Mantovana. No, lo fa proprio alla veneta, perché noi il risotto che stanno preparando è il risotto alla milanese, non è il risotto veneto. Con la tostatura, ok, infatti stanno inquadrando, la regia sta mostrando proprio quello di Isola della Scala, più duro. questo momento importante che è la tostatura. È bellissimo che ci siano queste differenze. Sì. Aggiungo anche, se mi permettete, che c'è questa produzione vicino all'Adriatico, dalle parti di Eraclea, quindi Torre di Fine, che c'è la Fagiana che produce un ottimo riso. Sarà ospite in una puntata in cui parleremo dedicata a... Prima citavi il comparto enogastronomico come strategico, eccetera, eccetera. C'è una cosa particolare in termini di numeri, che l'agroalimentare in Italia, purtroppo, ma comunque di fatto, con lo spostamento verso le attività produttive di terziario e col manifatturiero, è ridotto al 2,5% del PIL.
tra il 2,2 e il 2,5% del PIL. Noi siamo famosi per le nostre eccellenze, ma non è tantissimo. Invece, paradossalmente, sulla bilancia delle esportazioni, l'agroalimentare va sul 7-8%, cioè del totale della bilancia commerciale. Quindi noi siamo anche grandi trasformatori di prodotti, non soltanto coltivatori e allevatori, certo, ma trasformatori. E la trasformazione è ancora di più a che fare con la conoscenza. Questo è una cosa interessante, cioè trasmettere, che è una conoscenza da trasmettere, da comunicare, da trasmettere, da valorizzare, perché diventiamo competitivi con il resto del mondo. Cincin, intanto Ivo, prima ti avevo interrotto mentre stavi dicendo qualcosa. Perché il ragazzo si è confuso, ha detto Rossini al posto di Bellini o Bellini al posto di Rossini, e così ero incuriosito dalla differenza, perché evidentemente è un altro tipo di aperitivo, giusto? Io non vedo l'ora di andare a interrogarlo. Io non vedo l'ora di interrogare qualcuno qui. Sala. Ecco Sala, Eugenio. Ecco, c'è il che differenza c'è tra il Bellini e i Rossini? Allora, se non sbaglio, il Bellini è fatto con la pura di pesca. Oh, invece i Rossini? Invece i Rossini con le fragole. Ok, tutti e due col prosecco. Tutti e due con il prosecco. Chi è che ha inventato il Bellini? Bellini. No, Bellini era un musicista, l'ha inventato Arrigo Cipriani della Risbar. Bellini. Di Venezia. Ecco Venezia, vedi che ti è arrivato. Come anche il Carpaccio come nome. Ti è chiara adesso la differenza? Purea di pesca, Bellini. Univano praticamente la cultura, perché sempre in occasioni di mostre o presenze culturali veniva Infatti un grande inventato un pittore piatto. come il Carpaccio è diventato poi questo filetto poi sottile, eccetera. Allora, Ivo, che come il tiramisù viene copiato in tutto il mondo. assolutamente è un'eccellenza tipica del Veneto. Benissimo Ivo, cosa Come tante ci puoi cose. ascoltare? Visto che la parte musicale oggi è legata al Friuli Venezia Giulia Trieste, c'è una cantante della quale andiamo molto fieri in Italia perché è mondiale, che è Elisa, e allora un pezzo di Elisa perché è nata a Monfalcone, credo abiti ancora a Monfalcone. Permettimi, ma non ho ancora presentato l'altra parte del pollaio. Sì, presenti tutti. C'è con noi anche Mirko Gallo, che ringrazio, benvenuto Mirko. Ciao. Stagione, ci saranno nuove cose, ci sarà dentro te, al di là dell'orizzonte, una piccola poesia, ci sarà sotto triste già al di là dell'orizzonte.
Mirko Ivo Gallo, grazie. La Zanzega torna fra pochissimo. Eccoci rientrati, spero che anche in regia abbiano apprezzato il Rossini preparato dai ragazzi qui in studio della DF, o delle DF, in questo caso una DF, ma ce ne sono, come dicevamo, più di qualcuna. Benissimo, mi parlavi di crostini. Sì, io darei il via al servizio con i crostini, Beatrice. Intanto a questo punto io approfitto per chiedere a Monia cosa ci beviamo con questi crostini, cara Monia? Beh, allora, oggi è stato un po' interessante, nel senso che con i ragazzi abbiamo seguito un attimo i piatti, pertanto in base ai crostini con i salumi, in base ai canapè che hanno proposto, la nostra scelta è stata un rosé frizzante, sempre delle cantine Vivo. Questo rosé è, diciamo, interessante perché non è stucchevole, ha una buona acidità, viene da uve raboso con una punta di merlot, è un fruttato fiorito, ma qui diciamo che con il canapè, con gli aromi del canapè, potevamo anche usare un sauvignon, sempre friulano, oppure, perché no, anche un leggero chardonnay. Posso servirvi il rosé? Assolutamente sì. Io assaggio un crostino, posso? Scusate, poi mentre sto masticando tu intervieni così sono meno maleducato. Sul discorso del burro per affioramento, uno dei motivi per cui noi facciamo il burro aromatizzato, com'è che lo aromatizziamo? Mettiamo in infusione la fragranza, in questo caso abbiamo messo delle foglie di menta, delle bucce di lime. Oppure per il risotto metteremo in infusione nella panna, perché la parte grassa della panna assorbe gli odori, che è il processo. Io uso questo espediente per spiegare ai ragazzi che il burro per affioramento di una mucca che ha mangiato alpeggio, che quindi ha delle varietà floreali, viene catalizzato dal grasso, e quindi un burro buono è un burro che ha un profumo, no? Ovviamente noi non possiamo andare a scegliere cosa far mangiare alla mucca quando facciamo questi esperimenti, allora quando faccio preparare il burro faccio vedere questo meccanismo, che prima la panna assorbe le fragranze e poi le restituisce quando si va a preparare il burro, che poi ha anche un effetto di, tra virgolette, sorpresa, perché non è che si veda, mentre di solito i burri aromatizzati, quando aromatizzi il burro e non la panna, vedi, no? La parte che dentro il burro, no? Se invece tu aromatizzi la panna, quando vai a fare il burro hai un burro che apparentemente è normale, però poi rilascia soltanto le fragranze, e questo c'entra con tutta l'educazione all'uso dei sensi. Quante ne sai, che Francesco, prima... è incredibile. No, c'è da dire che Alberto Raffaelli. C'è da dire che la più grande forza di promozione dei prodotti del territorio è proprio che questi ragazzi imparino ad usarli. Quando saranno nei ristoranti in Veneto o in giro per il mondo, sapranno e avranno voglia di usare la casatella, la soppressa, questo salame, questo vino straordinario, tutta la ricchezza di questo tipo di riso, eccetera. E quindi loro sono a medio e lungo termine i veri promotori di tutta l'economia. Ci sono delle scuole che sono stati i motori dell'economia veneta, il Cerletti di Conegliano ha cambiato l'economia di un territorio, come la scuola di San Michele in Trentino. Senza quelle scuole non sarebbe pensabile il sistema economico agricolo, per esempio, e in particolare enologico, del Veneto o del Trentino. Quindi la forza di queste scuole non è solo retorica, dire che si crede nei giovani, ma è veramente la forza del territorio. È diffondere proprio una cultura gastronomica che poi diventa veicolo. Perché nella scuola nasce la sapienza, nasce la ricerca, nascono le novità. Noi con la scuola enologica di Conegliano nel 2003 abbiamo messo a punto una evoluzione del classico formaggio imbriago e abbiamo inventato un formaggio imbriago che noi chiamiamo di monovitigno, che a differenza di tutti gli altri formaggi, nella fase di coagulo del latte aggiungiamo un bicchiere di vino, o bianco o rosso, quello è il segreto. E quindi abbiamo creato sapori, sensazioni nuove fra il mondo del vino e il mondo del formaggio. Quella che si chiama ricerca e sperimentazione anche, no? Non perché Mario è qua, ma chi non ha assaggiato il formaggio imbriago di cui parlava, della Soligo, vale la pena perché è una sorpresa straordinaria. Dobbiamo far cultura, giusto il signore... E anche creare insieme, quindi proprio con questo inizi un percorso
con punti di vista diversi e crei qualcosa di nuovo che serve al futuro. E poi appunto la sperimentazione è la base del divenire positivo di una società, non solo legata all'astronomia, ma in genere. Condividi le conoscenze e porti avanti. La rete poi aiuta a sviluppare qualcosa di più grande. La rete è fondamentale. Di questo credo sia d'accordo anche Luciano. No, stavo intervenendo per dire che proprio la peculiarità, ma anche la bellezza di questo tipo di scuole è che i ragazzi possono apprendere attraverso proprio un fare, attraverso un utilizzo dei prodotti, le sperimentazioni, eccetera. E credo che questo faccia superare quel distacco che c'è, che si avverte normalmente nella scuola tra il mondo reale e quello che si va a studiare, eccetera. Mentre qui, per esempio, le cose che stiamo mangiando sono tutte cose che abbiamo prodotto a scuola, il salame, la pancetta, eccetera. Con i professori abbiamo preso 2 mezzeni di maiale, abbiamo passato 2 giornate tra il disosso e i vari salumi, la salsiccia. E io vedo che questo comunica loro, permette loro proprio di avere un approccio con la realtà che è totalmente diverso, apprezzano il fatto che ci sia l'adulto vicino che trasmette le conoscenze, le competenze e credo che questo sia proprio il segreto per trasmettere e conservare delle tradizioni, delle cose buone che c'è nella nostra storia. Insomma. Poi ho visto che appunto c'è anche un bel rapporto fuori onda tra voi operatori e i ragazzi, non c'è questo distacco cattedratico tale per cui no. Quindi questo può far apprezzare di più anche la cosa. Comunque quando si mangia insieme è inevitabile, perché si diventa compagni vuol dire spartire il pane. Infatti si è amici si mangia insieme, si dice, no? Sì, quindi noi poi come professori abbiamo la fortuna che tutti i giorni quando loro fanno la pratica dobbiamo assaggiare quello che loro ci fanno. E noi siamo contenti comunque di poter... Professore anch'io. A proposito, dopo magari faremo un'altra battuta più Cesare De Stefani, che ha inventato l'osteria senza oste, dice che non si può fare un buon salame se non si è persone felici. Una persona nervosa, arrogante, non farà mai una buona sorpresa. E quindi questa è la filosofia anche della scuola a cui accennava Luciano. Com'era quello? Salame? Buono, assolutamente buono. Allora lanciamo questo servizio dove c'è un purpurri di arte tra il Piave che incontra il mare Adriatico, mi verrebbe da dire. Si esce insieme. Chissà cosa ne esce. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Glu. In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e in quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Glu si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, là troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va.
sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai? In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché io le piacevo. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo, già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io vidi lei entrare nella mia stanza, mi guardava silenziosa, aspettava un sì da me. Dal letto io mi alzai e tutta la guardai, sembrava un angelo. Mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua, ma di pietra io restai. Io l'amavo, l'odiavo, ero contro di lei. Se non ero stato il suo ragazzo era colpa di lei. E uno schiaffo all'improvviso le molai sul suo bel viso, rimandandola da te. A letto io ritornai, piangendo la sognai, sembrava un angelo. Mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua e nel sogno la baciai. Mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua e nel sogno la baciai. Na, 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 na. Passion for all my heart, only you, only you. Passion for all my dreams, only you. Oh, land of sunshine, land of sunshine, no star shining. Land of sunshine, land of sunshine, no star shining. Mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua e nel sogno la baciai. Siamo già ormai a metà dell'opera di questa Zanzega, piccolo break, a fra poco. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da qui, dove il mondo è diverso, diverso da noi, nel tempo e nei giorni che passano qui, e lasciano in bocca il gusto del sale, i frutti dell'acqua e
Ciao Ivo Gallo, grazie ancora. Sapore di sale. O sapore di risotto, oserei dire. In questo caso si sente il sapore del risotto. Del tastasale. Del tastasale, che è un... Allora, l'impasto della salsiccia o del salame, come pretesto per assaggiare se era stato dosato correttamente il sale, veniva usato per condire il risotto oppure il risotto fatto appunto pilota, oppure fatto una mortandella cosiddetta. Potrebbe essere. Sì, Hamburger. diciamo che si dice tasta sale, cioè per sentire se poi alla fine in verità era no? un pretesto, perché durante i giorni dedicati alla confezione dei salumi si mangiava quello che era immediatamente disponibile, quindi prima le frattaglie, in qualche parte fanno il sanguinaccio, le varie forme di lavorazione del sangue, poi l'impasto lavorato della salsiccia in particolare, perché la salsiccia, essendo un salume non fermentato, viene consumato rapidamente, poi il cotechino, poi i salami e poi avanti con tutto il resto dei salumi. Alberto? Allora Matteo, a che punto siamo qui? Cosa dici? Beh, mancano 2-3 minuti, poi spegniamo sul fuoco e lo mettiamo con la mantecatura, con il burro aromatizzato al luppolo e poi è pronto per servire. E prima di servire cosa deve fare un buon chef? Beh, assaggiarlo. Allora lo assaggiamo. Voglio fare lo chef! Non puoi lasciare andare in tavola senza assaggiare. Come siamo? Siamo quasi pronti. Adesso facciamo la mantecatura, poi siamo pronti a tavola. Allora, ottimo, un po' di grana allora? E stanno arrivando i piatti in tavola. L'iconoscopio di Paolo inquadrerà proprio la mantecatura, io prima l'avevo confusa con la tostatura, quindi la tostatura è la parte iniziale, la mantecatura è la parte finale della lavorazione. A questo punto inviterei Monia a dire cosa ci beviamo insieme a questo risotto. Assolutamente, abbiamo scelto un Lison Pramaggiore Merlot 2012. È un vino in questo caso giovane, fresco, ha un leggero tannino, si abbina benissimo al piatto perché io l'ho già assaggiato e non so perfettamente se non so perfettamente se nell'impasto ci sia solamente del maiale o anche del vitello come era origine, però comunque sia questo Merlot secondo me si abbina bene. Vado? Sì, serviamo? Tolgo il dubbio, 100% maiale. Perfetto. Tolgo questo. Ringrazio l'iconoscopio centrale Roberto che ha avuto un attacco di raffreddore pazzesco, che non sia allergico alle fragole. Ne conosco un altro allergico alle fragole purtroppo. Spero di no risotto in questo caso. No, approfitto per ringraziare i ragazzi che ci danno una mano a confezionare questa produzione, come già i sopracitati Paolo e Dario, c'è anche il buon Roberto, in regia abbiamo il mixer audio il buon Renzo, in regia c'è Tony Esposito e al mixer contributi, grafica eccetera eccetera c'è il caro Italo. Grazie Monia. Figurati. Quindi risotto ci siamo, Alberto cosa dici? Ci siamo, Matteo lo sta mettendo nei piatti, bello non troppo denso, bello liquido che occupa il piatto e quindi lascia venire su il vapore e quindi ha una temperatura omogenea. Chiaramente l'acquolina comincia ad andare su e giù e adesso lo serve. Guarda, approfitto anche. Beatrice lo serve in tavola. Io approfitto anche, Alberto, vieni verso di me, scusami, ti distolgo un attimo l'attenzione, o tu o Francesco, facciamo un giro di saluti dei ragazzi che così giustamente sono attivi, sono vivi. Allora, dite anche il vostro nome così vi presentate. Sono Alessandra e solo in questa occasione sono timida. Eugenio, abbiamo già capito che non ricorda il Bellini. Mi chiamo Eugenio, faccio il quarto anno, sala. Ok. Michele, quarto anno, cucina. Lisa, quarto anno, cucina. Ok. Valentina, quarto anno, cucina. Mattia, quarto anno, cucina. Bordia, quarto anno, cucina. Mi chiamo Massimo, abito in Piazza Ferro e faccio il quarto anno. Per la quarta volta. Sono Nicolò, sono di Sale e sono felice di essere qui. Oh, grazie. Mariano e faccio cucina. Ok.
Sono Alberto, faccio il quarto anno e sono di cucina. Aspetta Alberto, io non ti ho visto, alzati in piedi, eccolo qua. Alberto. Visto che Ivo mi ha dato il lancio, io Alberto vorrei far raccontare una cosa. Posso, dov'è Lele? Sono qua. Faccio raccontare una cosa. L'anno scorso Alberto si è cimentato in un'operazione fantastica, si è preso cura da solo, quasi per un anno, di un prosciutto. L'ha allevato più che... L'ha allevato qualcun altro, noi l'abbiamo macellato, lui l'ha confezionato. Raccontaci un po' com'è andato. Insomma, la scuola ci dà l'opportunità di riscoprire i prodotti tipici del nostro territorio. Infatti io per l'esame di qualifica di terzo anno mi sono occupato della preparazione di un prosciutto Berry Guganeo DOP, che non è molto conosciuto, però molto buono. È stata una grande opportunità, mi sono anche divertito, insomma, a prendermi cura del prosciutto. Che fine ha fatto il prosciutto? L'ultimo open day della scuola è stato molto apprezzato. L'abbiamo usato come promozione per gli anni successivi. Quindi in varie scuole portano la tesina su, lui il prosciutto. Esatto. Bella questa cosa. Io sono Andrea, quarto anno cucina. Ok, e qui avevamo già fatto il giro, poi adesso questi sono in divisa, quindi bisogna stare più attenti a questi qua. È stata una scelta non voluta, insomma, abbiamo deciso all'ultimo secondo chi faceva cosa e sarebbero tutti in grado di fare la stessa cosa, quindi ovviamente la preparazione è la stessa. Assolutamente. Benissimo. Poi c'è chi è più intraprendente che si lancia e chi invece è un po' più prudente, però insomma... Noi possiamo lanciare questa piccola visita che abbiamo fatto in un posto molto molto interessante, perché la città di Trieste è conosciuta in tutto il mondo per tante cose, per questa unione di culture, per il fatto che ci sia una piazza meravigliosa, un mare incredibile, per i commerci, eccetera, eccetera, però è una delle città con la maggior presenza nella storia, per quanto riguarda il nostro paese, l'Italia, di scrittori. Nella fattispecie c'è un museo triestino molto bello dove appunto si può rivivere l'esperienza letteraria e umana di Italo Svevo. Siamo in un luogo molto importante che ricorda e fa vivere emozioni importanti perché, come sapete, la città di Trieste è legata ad alcuni nomi importantissimi della letteratura. Nella fattispecie in questo luogo si raccolgono le storie legate a uno dei personaggi più illustri della città che tanto ha dato alla letteratura, con una storia incredibile, finita in modo incredibile. Parliamo di Italo Svevo e siamo con Riccardo, che è uno dei responsabili di quest'area museale che si occupa anche di Joyce oltre che di Svevo. Sì, buongiorno. Sono due piccoli musei, il Museo Svevo e il Museo Joyce, dove si celebra sostanzialmente in questo incontro straordinario che c'è stato e che non è successo, non è avvenuto a Londra, non è avvenuto a Parigi, ma è avvenuto appunto qui a Trieste, fra due persone, due scrittori, due intellettuali che hanno radicalmente rinnovato la storia della letteratura modernista europea e quindi mondiale. Che sono appunto Italo Svevo e James Joyce. Italo Svevo e James Joyce si incontrano a Trieste nel 1907 per ragioni che non hanno niente a che fare con la letteratura, perché Svevo lavora per il colorificio Veneziani di proprietà dei suoceri e siccome hanno aperto una filiale a Londra ha bisogno di lezioni di inglese, che è la lingua che padroneggia peggio, mentre invece conosce molto bene il tedesco, naturalmente conosce bene il francese. Incontra questo giovane ragazzo, perché in realtà ci sono 22 anni di differenza fra Svevo e Joyce, estremamente estroso, un personaggio molto esuberante, ma anche altrettanto evidentemente dotato, geniale se vogliamo, e c'è un riconoscimento fra questi due autori, cioè sono due persone che riconoscono l'uno nell'altro la genialità, riconoscono l'uno nell'altro la straordinaria vitalità del pensiero e quindi si aiutano moltissimo in vari modi. In particolare Joyce, nonostante appunto sia ancora uno scrittore sconosciuto, quindi non sicuramente qualcuno in grado di aiutare ancora Svevo, lo farà più tardi quando si sarà trasferito a Parigi, dà a Svevo un grande coraggio, dà una grande forza, che è quella di ritornare al romanzo e quindi in qualche maniera di riprendere la penna scrivendo quel capolavoro che è La coscienza di Zeno dopo quasi 30 anni di scrittura clandestina, di scrittura privata che erano passati dalle pubblicazioni di Serenità. Cosa si trova in questo luogo, Riccardo?
Al Museo Sveviano conserviamo in realtà pochi oggetti perché la villa di Svevo è stata bombardata nel 1945. Quello che conserviamo qui sono le cose che erano state portate via dalla villa. L'armadio che voi vedete alle mie spalle è l'armadio che era proprietà appunto di Ettore Schmitz, quindi Italo Svevo, infatti ci sono le due iniziali intrecciate, serigrafate sulla porta, la E e la S. Così come conserviamo naturalmente la sua penna d'oro, conserviamo il violino, era del fratello di Svevo, il fratello minore Elio che muore molto giovane, Svevo lo eredita e poi lo suona per buona parte della sua vita, ricordandolo anche nella Coscienza di Zeno, una celebre pagina che molti ricordano. Ma naturalmente il centro, diciamo proprio la ragione di esistenza in vita di questo museo sono prevalentemente l'archivio, i manoscritti. L'archivio che contiene tutte le fotografie di famiglia e i manoscritti dell'epistolario. Noi abbiamo c'è migliaia di lettere di Italo Svevo e di altri interlocutori a lui naturalmente, e i manoscritti delle opere, i manoscritti delle novelle, dei saggi, dei racconti, delle favole eccetera, non paradossalmente quelli dei romanzi, perché sono stati appunto Una vita, Serenità e La Coscienza di Zeno le uniche opere praticamente pubblicate da Svevo nel corso della sua vita. I manoscritti erano stati mandati agli editori che poi li avevano smarriti, non c'era insomma l'abitudine di tenere archivi ordinati da parte di questo tipo di editoria. Quindi noi possiamo trovare questo luogo, poi appunto ci sono altre cose, non solo Italo Svevo, quindi è uno scrigno culturale nel cuore della città di Trieste, se uno volesse avere maggiori informazioni, approfondire. Dunque, questa è una struttura estremamente vivace in realtà, benché sia un museo povero, come dicevamo, perché l'opera di Italo Svevo e anche quella di James Joyce, anzi diciamo alla medesima stregua, con il vantaggio quella di Joyce è più internazionale, più conosciuta internazionalmente, sono due opere narrative, due opere letterarie ancora estremamente vitali, che hanno moltissimi lettori, che interessano moltissimi studiosi e che vengono continuamente ripubblicate in nuove edizioni e vengono continuamente tradotte in nuove lingue. Quindi sia il Museo Sveviano che il Museo Joyce sono strutture molto attive che non lavorano solamente con le scuole, che naturalmente è una delle nostre occupazioni principali, ma lavorano moltissimo con un mondo di persone che si interessano a vario titolo dell'opera di questi scrittori. Ne parlavamo giusto proprio prima, ci sono anche molti altri scrittori che si ispirano ancora all'opera di Svevo e di Joyce, che viene evidentemente ritenuta ancora attuale, ancora capace di produrre nuova scrittura, e quindi diciamo c'è tutto un interesse che gira intorno a questi nomi, un interesse di cui in qualche maniera il Museo Sveviano, il Museo Joyce sicuramente è parte, se non è il centro riguardo a tutte queste attività. Quindi è sicuramente una struttura in cui vale la pena di venire nel corso di una visita a Trieste, anche perché Trieste è sicuramente la città del caffè, è sicuramente, se vogliamo, la città della scienza, come è stato detto, ma è principalmente la città della letteratura. È una città in cui le persone che scrivono sono migliaia, conosco più persone che scrivono che persone che non scrivono, certo anche a causa del mio lavoro, ma è veramente una cosa molto diffusa, ed è una città dove a fronte di meno di 200.000 abitanti, per oltre 100 anni della sua storia ci sono sempre stati almeno 3 o 4 scrittori noti a livello nazionale e internazionale. Se noi pensiamo alle altre città della stessa dimensione o anche più grandi di Trieste, questo naturalmente non succede, quindi è proprio una particolarità, una caratteristica di questa città che si può cominciare a esplorare a partire da una struttura, da un centro come questo. Grazie Riccardo, c'è un sito, c'è qualcosa, un indirizzo? Allora, il sito del Museo Sveviano www.museosveviano.it, il sito del Museo Joyce www.museojoycetrieste.it, siamo presenti anche con una pagina Facebook, che è la pagina Museo Svevo e Museo Joyce, quindi possiamo essere raggiunti anche attraverso quella strada, e quindi tutti possono essere aggiornati su quelle che sono le nostre attività, che sono abbastanza frequenti, abbastanza serrate, insomma. Grazie infinite. Eccoci rientrati, assaggio ufficialmente questo risotto, non volevo perdermelo,
Il tasta sal. Complimentoni ragazzi, bravi ragazzi. Allora, piccolo giro di vedute. Mario, cosa dici? Insomma, sono giovani ma iniziano qua, Ma io credo che hanno superato ampiamente la prova e credo l'abbiano superata anche perché il contributo che modestamente e in maniera estremamente semplice abbiamo cercato di dare forse stimola anche la loro capacità di intraprendere. Le sfide non sono facili e quindi bisogna essere anche un po' innovativi e creativi. Io dico che però non bisogna abbandonare i valori del nostro territorio, quindi se i nostri ragazzi potranno veramente interpretare al meglio le nostre ricchezze, il beneficio sarà per tutti. Ottimo. Beppe? Direi che è un ottimo risotto che ricorda la nostra tradizione, anche se magari non è molto primaverile come magari potrebbe essere in questo periodo con le erbette spontanee e sicuramente magari del pesce d'acqua dolce, quindi un prodotto che anche qui da noi viene molto snobbato. Luciano? Ma io do un bell 8 a questo risotto, soprattutto per il sapore che rilascia il tasta, cioè il maiale, la salsiccia, che è la salsiccia solo suino 100%, come diceva prima Francesco, che hanno fatto i ragazzi nel mese di gennaio, portando appunto la mezzena e facendo pure su. E quindi complimenti, anche la cottura mi pare che oggi sia stata centrata al punto giusto. Roberto? Beh, il riso è il piatto principale di un buon menù di un evento, di una cena importante. Sicuramente il risotto è il piatto principale e farlo bene, e mi pare che i ragazzi sono proprio ben avviati a farlo bene, quindi hanno davanti una bella carriera, un bel futuro. Volevo solo dare testimonianza di questa capacità che la scuola di F di Valdobbiadene ha espresso durante le celebrazioni dei 130 anni nell'Atelier di Soligo l'8 e il 9 giugno. Il buon Alberto ci propose un risotto, è vero? Risotto alle ciliegie. Alle ciliegie. E noi esterefatti dite, Madonna, è dura, si fa fatica a capirlo. Ma è un fungo. E lui mi disse, Mario, fidati. Ci siamo fidati? Il riso è finito prima del necessario, è vero? Qualcuno chiese il bis e il tris, eccetera, veramente. Quindi complimenti. È stato apprezzato. No, volevo dire una cosa sul livello occupazionale di queste scuole, che è veramente interessante. Noi abbiamo fatto come DF un monitoraggio sulle nostre scuole 20 giorni fa. I ragazzi qualificati a giugno abbiamo un livello di inoccupati più basso del 20%, vuol dire che più dell'80% o ha continuato a studiare oppure ha trovato un'attività, un lavoro, eccetera. Certamente nella ristorazione non tutti sono contratti a tempo indeterminato, perché c'è una grande flessibilità nella ristorazione a chiamata e quant'altro, però tutti sono in attività, cioè più dell'80%, quindi abbiamo un livello di qualità doppio rispetto a quello medio italiano. Questo quindi vuol dire, anche a conferma di quello che si diceva prima, che la ristorazione non solo è una forza economica ma è un'opportunità proprio di lavoro, e per un ragazzo di 18 anni o 20 anni cominciare a portare a casa uno stipendio di qualche centinaio anche di euro, eccetera, ma in una forma magari che va dall'apprendistato, il tirocinio, l'orientamento, diventa per la famiglia un aiuto e per loro un incoraggiamento proprio ad andare avanti. E poi è un'ulteriore formazione, perché finita la scuola, la formazione nel mondo del lavoro, quindi che comporta... Io dico sempre ai ragazzi, lo dico anche perché noi facciamo anche molte edizioni di corsi rivolti agli adulti, no? In fascia serale, però hanno un bel seguito, che entrare nel mondo della ristorazione non è complicatissimo, nel senso che le cucine, anche alcune cucine di territorio, soprattutto in una certa latitudine, sono piene di personale che non si è qualificato, magari, siccome è un lavoro duro, basta trovare qualcuno che è disposto a fare orari strani, a prendere anche stipendi, in cucina si entra. Quello che è difficile è rimanerci e avere successo, che non vuol dire avere fama, cioè vuol dire portare il proprio lavoro a un livello di eccellenza, e non ci riesce nessuno senza una buona base culturale.
Cioè tutti i grandi chef, tutti coloro che sono arrivati a avere successo, hanno fatto un lunghissimo apprendistato di tipo culturale, di carattere culturale, assieme a delle persone che hanno saputo insegnargli delle cose. Ripeto, entrare non è difficile, è rimanerci con soddisfazione. Produrre eccellenza. Esatto. Posso farti una domanda? So che non c'entra nulla, non l'abbiamo concordata assolutamente, ma per esempio il fatto di ogni tanto introdurre in questa formazione che voi fate a livello gastronomico e quant'altro, metterci dentro anche qualcosa di letteratura, di cinema, no? Qua mi hai provocato. Loro lo sanno, io ho letto a loro, non ricordo se proprio loro, ma sicuramente io ogni anno più o meno leggo pezzettino di là dal fiume tra gli alberi, quando Hemingway scende da Rialto, si ferma dalla signora, compra il salame e dice: porca, questo salame qualche mese fa grufolava sui monti qua intorno, no? E adesso senti cosa è diventato. Cioè io dico, se uno come Hemingway veniva qua e, come diceva lui, per meno di 6 bottiglie di Valpolicella non valeva la pena di svegliarsi alla mattina, e poi... Cioè, quando, ripeto, leggi Hemingway o leggi altri passaggi di letteratura, non soltanto il cibo in sé, ma il cibo di questo territorio, in particolare di questo territorio, è un cibo ricco di senso. Io torno un attimo sulla ricetta, perché noi cerchiamo, chiaro che i ragazzi devono fare esperienza, devono fare pratica, quindi devono anche muovere le mani, anche fare cose che possono... Devono anche avere la curiosità per, esatto. Per andare Però a devono cercare di fare cose che hanno senso. Noi il senso che abbiamo messo dentro questo piatto è la salsiccia che hanno fatto loro, il riso che è un prodotto di territorio, il burro zangolato a mano con il luppolo che ricorda la birra che è un prodotto della scuola, e con, se l'avete visto, il germoglio, detto bruscandolo, che è un germoglio di luppolo selvatico, quindi c'è la citazione della stagionalità. Cioè cercare comunque di dire facciamo la ricetta, ma una cosa che ha senso. Sì, ma la mia non era una... No, era per spiegare, era per spiegare il percorso, no? Tu fai un percorso di ragazzi che è tecnico, che è culturale, che è... perché sennò... No, su questo... Che la filiera era completa. No, era per farti l'accenno. Sì. Mi veniva da agganciarmi, perché ecco, il lavoro bello che facciamo con loro è proprio quello di accompagnarli ad apprendere un mestiere, ma soprattutto di approfondire un significato legato a quello che si fa. Quando loro tornano dall'esperienza degli stage, loro adesso hanno fatto un mese, chi è stato in Val d'Aosta, chi in Val di Fassa, chi a Corvara in Val Badia, eccetera, e adesso quest'estate ritorneranno in altri ambienti, in altre aziende. Però il lavoro che noi facciamo è proprio quello di riflettere sull'esperienza vissuta per andare a rintracciare che tipo di cammino come persone abbiamo fatto, non solamente le tecniche che abbiamo appreso. Quando il Signore diceva che è importante il recupero dei valori, bisogna calarli questi, altrimenti rimangono delle prediche che ai giovani interessano. Allora, con loro è proprio quello di trasmettere la passione viva, un significato della vita, il valore della persona, ed è questo quello che, voglio dire, caratterizza anche un pochino lo spirito e il cammino che facciamo all'interno delle nostre scuole. Beppe, invece tu quindi arrivi a una fase, diciamo, del tuo lavoro che è, tu organizzi molte situazioni, no? Sì, diciamo che il mio ruolo è abbastanza ampio, può essere dalla cucina alla preparazione dell'ambiente, ma anche dal servizio, che può essere, per quanto mi riguarda, un servizio scolastico, quindi anche cultura, si può fare cultura gastronomica partendo dagli asili, dalle scuole elementari. Questo che facevamo appunto prima. Quindi introdurre, far conoscere e portare questi bambini poi a chiedere le cose che hanno... Noi avevamo la fortuna di avere i nostri nonni che ci facevano assaggiare le cose. I nostri genitori molto spesso non hanno il tempo. Purtroppo questo fa perdere il legame con quello che è la storia, i sapori, perché parliamo di assaggiare un vino. Se io non ho mai imparato a conoscere i sapori, non posso riconoscerli. Quindi è da bambini che devo insegnare a conoscerli e a distinguerli. E poi mi troverò bene dopo e saprò apprezzare. Facciamo tutti un applauso insieme, viva! Andiamo in pubblicità, a fra poco. Se per caso cadesse il mondo io mi sposto ancora, sono buono in paragone, io reggo l'idea, la mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai, il mio corpo è una macchina, dove tu la comprerai, ma girando
Trieste in giù, come è bello far l'amore, io sono pronto e tu, tanti auguri, tanti auguri, in campagna di città, come è bello far l'amore da Trieste in giù, l'importante è farlo sempre perché voglia tu, e se ti lasci, sai che si fa, trovi un altro più bello, e problemi non ha, trovi un altro più bello, e problemi non Non ho fatto il trenino perché se univamo tutti facevamo un trenone incredibile. Il trenone infinito. Il trenone della Zanzega, scelta ovviamente che dava la destinazione triestina. Ovviamente. No? Mirko Ivo Gallo, vedo che tra l'altro Mirko hai un adesivone, no anzi... Sì, io. Ivo, ho confuso i galli. Mi posso collegare? Aspetta che sposto questo microfono che è sempre in mezzo, e mentre lo sposto vorrei allargare l'invito. Allora, venerdì prossimo, oggi è sabato, fra meno di una settimana, guarda ce l'ho qua, aprirà il B-Live, che è il mio locale a Jesolo. Dove suoni? Dove suoniamo tutte le sere, facciamo musica live. Quest'anno si è allargata la cucina, perché prima era solo un bar, quest'anno ci sarà anche la cucina. Quindi, i ragazzi, perfetto, come meglio fare una festa. Esatto, una festa, o comunque si potrebbe organizzare anche qualcosa con la scuola, perché realmente oggi mi sono appassionato a questa cosa. Poi la storia del prosciutto come tesina mi è piaciuta ancora di più, e quindi invito i ragazzi intanto a venire venerdì, e poi magari se riusciamo ad organizzare qualcosa con i professori o col direttore, visto che qua si potrebbe fare. Ce li hai tutti qua, quindi a fine trasmissione al B-Live, Benissimo, allora noi continuiamo questa Zanzega che sta volgendo verso la parte finale, carica di gente, di profumi, di insomma eloqui molto interessanti. E allora io volevo così stimolare un po' Mario, perché non sempre diciamo che la latteria che tu rappresenti ha una storia incredibile e getta ponti verso il futuro, sia dal punto di vista della produzione che del messaggio che vuole lanciare in qualche maniera. La domanda è interessante. Ma io credo che questa occasione sia propizia per dire la latteria è nata 130 anni fa perché uno la inventò, creò dal nulla qualcosa. Noi a distanza di 130 anni fa, di 130 anni, cosa possiamo lanciare anche in questa trasmissione Zanzega, se non fare appello ad essere innovativi, ad essere, a osare anche, quindi faccio appello alla scuola di ristorazione, alla televisione, perché possiamo metterci assieme e inventare qualcosa di nuovo, perché anche l'Europa ce lo sta dicendo, i prossimi 7 o 10 anni saranno gli anni dell'innovare, che non vuol dire solo fare ricerca di prodotto, di processo, vuol dire anche l'approccio culturale, forse vuol dire riscoprire anche le nostre origini e rilanciare, guardare indietro per tracciare una meta futura. Quindi portiamo questa esperienza nostra, i valori della scuola, i valori della ristorazione, il valore del contadino, dobbiamo dar dignità. Oggi tutti si lamentano perché non c'è lavoro. Il mondo agricolo sta dimostrando che con il suo indotto tira. Quindi portiamo questo messaggio. Noi saremo al Cibus, che è una grande fiera dell'agroalimentare italiano, il prossimo 5 e 8, e vogliamo portare tutto il territorio. Saremo sponsor della squadra di ciclismo Cannondale, che farà il Giro d'Italia e farà anche il Tour de France. Una squadra alimentata con i prodotti della nostra terra, perché il dottor Corsetti, che è un medico, cardiologo, sta dimostrando che alimentando gli atleti con il miele, il formaggio, il latte a alta digeribilità, la mozzarella, la casatella, i latti fermentati come il Vivilat delle latterie Soligo, l'atleta riesce a recuperare meglio rispetto all'alimentazione, fra virgolette, integrativa che usano gli atleti. Questa è la sfida che dobbiamo fare. Mi piace molto la cosa che hai detto, perché si sposa con
il concept di fondo di questa trasmissione, di questa avventura che sta volgendo anche essa verso la fase finale, perché noi siamo partiti proprio da una frase di Italo Calvino che dice: bisogna diventare senza mai smettere di essere. Questo è fondamentale. A tal proposito, Francesco, parleremo anche proprio di agricoltura prossimamente, perché abbiamo messo in piedi anche questo messaggio legato proprio all'agricoltura, fra un paio di puntate che chiuderanno poi anche questa avventura della Zanzega. Che è un messaggio, tra virgolette, politico, perché voglio dire, il territorio del Veneto, per fortuna, non tutto, ha ancora una buona parte dedicata all'agroalimentare, no? Il tema della fabbrichetta, del Capanon, certo ha una sua retorica in letteratura. Consiglio di leggere Cartongesso di Francesco Maino. Grande lancio, è uscito in questi giorni. Esattamente. Okay. No, è vero, però è anche vero, io dico sempre, se tu parti da Torino, ma insomma anche da Milano, arrivi fino a Mestre, lungo l'autostrada, non c'è soluzione di continuità. Da Mestre a Bibione tu vedi terra. Veneto orientale in particolare ha ancora diversi scorci di territorio dedicati all'agricoltura e al comparto agroalimentare, alcuni semi-lottizzati, altri, però voglio dire, ci sono diverse città anche con tanti abitanti che hanno migliaia di alloggi vuoti, costruiti e mai consegnati. Se riparte l'economia non può ripartire sul comparto cioè, ormai probabilmente è ora di sfruttare il territorio. E per citare un altro che non è Italo Calvino ma è Carlo Petrini, la tradizione è una innovazione ben riuscita. Cioè, tradizione vuol dire, deriva da tradere, che vuol dire trasmettere, no? Cioè tu trasmetti una cosa perché ne vale la pena. Cioè è una cosa di cui hai fatto esperienza, che risponde a un bisogno, che viene presa e poi tu la trasmetti, no? Di generazione in generazione, da persona a persona, in modo che si perpetui. E a un certo punto diventa tradizione, no? Assolutamente. Cioè questo è il passaggio. Prima di lanciare il brevissimo servizio che abbiamo realizzato a Trieste, al volo volevo chiedere a Monia il vino triestino, così. In generale, allora quando parliamo di Trieste, senza ombra di dubbio pensiamo al Carso. Il Carso lo valutiamo un po' come un'area secca, arida, una cosa così, invece non è affatto vero perché è estremamente generoso. Parliamo del Terrano, quindi un vitigno che dà un vino rosso interessante, molto corposo, molto generoso. Come dicevano gli esperti qui, il vino, il terreno e anche naturalmente il cibo fanno tutt'uno, quindi fondamentale è questa unione che fa sì che da cibi speziati, come troviamo soprattutto a Trieste e soprattutto nel Carso, possiamo abbinare un vino speziato, fruttato, interessante, corposo come questo. Ma troviamo ancora il Vitosca tra i bianchi, quindi anche qui un vitigno che ha un po' di pera Williams, ma sempre all'interno anche della salvia. Troviamo inoltre una Malvasia, la Malvasia Istrana, anche lì interessante, un po' amarognola sicuramente, ma con delle note di albicocca. E questo perché? Perché come dicevano gli esperti bisogna ricordare la tipicità e i piatti tipici di quest'area, quindi Carso, Slovenia, hanno risentito, e Trieste in questo caso, hanno risentito tantissimo dell'influenza ungherese, austriaca e quindi queste speziature, questi cibi un po' più ricchi. Bravissima Monia. Grazie. Preparatissima. Ivo, siamo stati al volo in quel buffet e tu ti sei occupato di vedere cosa stavano combinando. Sì, uno dei più famosi buffet di Trieste, che è il buffet da Peppi, da più di 150 anni aperto e sempre pienissimo di gente. Era siamo incredibile quanta andati gente. in momenti diversi per non disturbare e fare interviste, non siamo mica riusciti a trovare un momento senza clienti, quindi ci siamo infilati lo stesso e abbiamo fatto il servizio che adesso guardiamo insieme. Ora siamo entrati al famoso buffet da Peppi, che dal 1897, giusto? Perché siete così famosi? Ma siamo famosi perché da quella volta portiamo avanti una tradizione prettamente triestina, dove noi cuciniamo tutta la carne di maiale, che viene lessata in modo che perda tutto il suo grasso, è molto leggera, principalmente alla spalla del maiale, il prosciutto cotto, il carré, che sarebbe il collo affumicato, la pancetta, le costine,
con un contorno di salsicce, vienna o cranio. Oh, scusa, ho fatto lo scappetto al cameriere, perché qui lavorano tantissimo, scusa. Vai Paolo, dimmi. Anzi, mi metto qua così lo Perfetto, perfetto, così sei più libero anche te, dai. E niente, e con un tono di krauti, patata in teccia, sono proprio quelle cose tipicissime che portiamo avanti da sempre. È famoso perché siamo sempre stati coerenti con quello che è la tradizione tipica triestina di questi cibi. Ma dimmi un po' di nomi tipici, nomi in Beh, triestino. il classico è proprio la porcina, quella porcina con capuzzi, c'è proprio una roba classicissima. La spalla di maiale che viene lessata, assieme a tante altre carni, in modo che non perde il suo sapore, anzi ne acquista. E poi ci sono i krauti, che è un contorno ideale per queste cose qua. I krauti che sono, come si fanno i krauti? I krauti con lo stesso brodo cuciniamo i krauti. È semplicissimo, non è che sia quello un soffritto di prosciutto crudo o di pancetta affumicata, così ti fa il soffritto e fatto, insomma. Quindi comunque ingredienti semplici. Ma sì, ingredienti semplici, molto genuini e semplicissimi, molto genuini che vanno, vedo che tutti quanti ne sono molto soddisfatti, insomma, dai. Perfetto, noi salutiamo Paolo, anzi lo lasciamo lavorare perché qui c'è sempre tantissima gente e quindi grazie Paolo. Non ce ne mettiamo, speriamo che avanti sempre così, anche per il ricordo di tutti quelli che sono stati i nostri precedenti. Chi c'era? Madonna, hanno cominciato ancora nel vecchio secolo, nel 1897 che è questo locale, quindi hai voglia quanti ne sono passati di qua. Esatto, anche per rispetto di una tradizione che si tramanda da quella volta. Esatto, e tenete alta questa tradizione. Ma senz'altro. Buona, ciao, grazie. Speriamo di riuscirci. Benissimo, ciao, grazie a voi. Ciao, grazie a voi. Piccolo break, a fra poco con la Zanzega. Eccoci rientrati, Zanzega numero 18, ce ne sono 20, non si sa se ci sarà un purpurì finale la 21esima, forse addirittura in spiaggia a Jesolo stiamo vedendo di combinare qualcosa, ma ne saprete nelle prossime occasioni. Detto questo, arrivando proprio alla fine di questa puntata che si è occupata di Trieste e di formazione, quindi anche di giovani, con delle persone, come avete visto, che ne sanno a pacchi sul cibo, sulla gastronomia e sulla cultura del Veneto in questo caso, ma di queste tre Venezie che con 800 anni di Serenissima hanno prodotto sapori, contatti, commerci e una grande cultura che ancora vive e pulsa tra di noi. Se n'è andato il responsabile della latteria Soligo, se n'è andato Mario, che salutiamo, e ricordo che la Zanzega è in onda questa sera, ma è in replica anche domani pomeriggio alle 16:30, va in onda sulle emittenti Antenna 3 e sull'emittente Free. Abbiamo un nuovo ospite seduto con noi, dalla storia del prosciutto l'abbiamo messo in tavola, eccolo qua. È così che nasce poi un personaggio, se devi parlare Alberto, tieni. Ciao. Allora, prima di chiudere con i saluti finali e con un altro piccolo servizio molto divertente girato a Trieste, parliamo di biscotti, Francesco, o sbaglio? Sì, per chiudere appunto come un dessert, adesso Beatrice ci serve della biscotteria, insomma della pasticceria secca, parla sul microfono. Sono degli isaetti. Tieni tutto Alberto. Perfetto. Alberto, reggi il microfono. Grazie, sono degli isaetti e una più vicino. E una torta farinosa, ossia la sabbiosa, appunto. I suggerimenti dal backstage. E procederò col servizio. Grazie. Allora noi assaggiamo questi biscotti prodotti totalmente dai nostri ragazzi e giustamente Monia ci vorrebbe qualcosa di alcolico da accompagnare con questi biscotti. Perché tu sei vizioso. Esatto. Vizioso e viziato, oserei dire. Grazie. Allora qui possiamo abbinare, sempre del Veneto orientale, sempre dallo sponsor delle cantine Vivo, un verduzzo frizzante, molto interessante, proposto dalla stessa cantina con questi prodotti, perché è leggermente ammandorlato, quindi si presta bene proprio con la texture delle torte presentate. Volessimo variare, potremmo mettere sempre un passito. La texture, benissimo. Io imparo sempre qualcosa di nuovo. Con quale senso ha da fare la texture? Non lo so proprio. Dai. Con il tatto? Bravo, ci posso arrivare in coda. Vabbè, detto questo, croccante, quindi erudito, ne sto imparando. Comunque vorrei iscrivermi a una scuola di cucina, ma sto scherzando. Infatti, noi che non siamo più giovanissimi,
Ex giovani, possiamo lo stesso fare qualcosa? Posso fare uno spot un po' serio? Certamente. No, oltre agli 800 ragazzi che frequentano le nostre scuole, noi abbiamo avviato anche un'importante attività rivolta al mondo degli adulti. Ci sono circa 300 adulti che stanno frequentando un corso di 600 ore, che prendono la qualifica come cuochi, pasticceri, pizzaioli, gelatai e i primi in Italia e in Europa, mi viene da dire, mastro birraio. Vengono anche dalla Germania a fare i nostri corsi di mastro birraio, sono 600 ore e credo che sia un'attività molto importante perché molti di questi adulti che già avevano altri lavori eccetera hanno trovato la possibilità di riqualificarsi, di trovare nuovi percorsi anche dal punto di vista occupazionale. Credo che questo sia un valore importante, poter dare sempre una prospettiva nuova. Benissimo, conciso, preciso, pulito, bravo, promosso. Grazie. Promosso, Siete tutti quanti testimoni. Lo teniamo come presto. Lanciamo, caro Ivo, questo servizio molto divertente, un po' in chiusura di quella giornata molto bella passata con i nostri colleghi a Trieste. La testimonianza che i triestini sono un po' pazzerelli, Non diamo premesse, guardatevi questo video girato a Trieste. Ecco, in questa giornata di marzo Mario si sta riscaldando, fa degli esercizi, guardate la plasticità dei movimenti, guardate come si sta proprio riscaldando e preparando, prende proprio il fiato e respiro. In questa giornata il sole sta scomparendo, ma l'energia di Mario è sempre quella del 1° gennaio. Ecco, siamo pronti a vedere prima Mario, poi la figlia Ilara. Ecco Mario, 3, 2, 1... Tuffo perfetto, pochissimi schizzi d'acqua. Con questo tuffo Mario inaugura la stagione turistica di Trieste grazie a questo tuffo. Un grande applauso a Mario. Ecco, adesso è pronta sua figlia, la nuova generazione che, si investe di questo grande compito di portare avanti questa tradizione tipica di Trieste, il tuffo alla barcola. Ecco Ilara che si sta preparando, vedete proprio l'esercizio, prende respiro, ecco, si sta concentrando, proprio il rischio è fortissimo, c'è una temperatura molto bassa quest'oggi, non come quella del 1° gennaio, ma siamo pronti ad assistere anche al grande tuffo. Ecco, vedremo se sarà all'altezza di seguire le orme del padre. Ecco Ilara che si sta preparando. 3, 2, 1, eccola, tuffo perfetto di testa, avete visto proprio, ecco, bellissimo. Grazie quindi a tutti, grazie di questa memorabile prestazione agonistica qui a Trieste dalla Barcola, Lele Marcassa. Stiamo vedendo Mario e sua figlia Ilara che dopo il tuffo stanno risalendo, ho freddo io in giacca, sentiamo Mario, com'è? Ormai ragazzi, primo dell'anno e ancora, ma ormai quest'oggi l'estate è completa. Addirittura. Ma senti, adesso io mi sto anche bagnando, eccolo qua. Ilara, il secondo tuffo, giusto? Il primo è stato il primo dell'anno. Sì, quest'anno è il secondo. E quindi tu continuerai la tradizione di tuo padre? Sì, adesso sì. Bene, tanti auguri. Io non ci proverò. Adesso però mi vesto perché vado a correre. Vai a correre? Torno a casa a piedi. Come se non bastasse. Perfetto, ok. Torno a casa a piedi. Sì, perché fa l'arbitro del calcio e ha anche giocato il calcio in Serie A. Addirittura, anche in Serie A hai giocato? Sì. Caspita, super sportiva. Sì, adesso faccio l'arbitro di calcio, vado in bici e corro, basta. Ma la mamma e la moglie, cos'è che dice? Che siamo pazzi. Ma a noi piacciono così, ok? Ciao! Ciao! Ci vediamo ragazzi, ciao! Ecco, abbiamo visto questi due pazzoidi incredibili, che tra l'altro saluto, che sono stati molto simpatici. 74 anni, 74 anni. Chissà come saremmo presi noi, io almeno a 74 anni, vabbè, non voglio entrare su questa dimensione perché potrebbe essere tragica e melodrammatica, malinconica. Blablabla. Alberto, sto libro sta avendo successo, Sì, sta avendo successo e anche l'Osteria Senza Oste deve essere tanto visitata, perché paradossalmente essendo stata sui giornali per questa cosa un po' strana e veramente fuori da ogni immaginazione. La crisi è arrivata addirittura a questi livelli vabbè. No, dico il fatto che ci sia una crisi di valori, non so, mi sembra toccare quel posto lì, mi sembrava un po' qualcosa di sbagliato. Sì. E quindi il libro invece viaggia? Sì, siamo alla seconda edizione. È stato presentato in varie città, sta per essere presentato in varie città, siamo contenti, soprattutto sono contento perché quando la gente lo legge poi lo regala, chiama, dice insomma
Lo legge volentieri. E sono contento anche per questa rafforzata l'amicizia con Cesare De Stefani, che ha inventato questa cosa straordinaria fondata sulla gratuità, che merita veramente di poter continuare, perché è un segno di come la nostra società può essere fondata sulla fiducia. No? Prima abbiamo parlato tanto di tradizione culinaria, gastronomica e territorio, ma un buon vino, un buon prodotto si fonda in fondo sulla fiducia del contadino verso chi lo lavora e chi lo compra verso chi glielo vende, e quindi l'Osteria Senza Oste che si fonda sulla fiducia è proprio il cuore della nostra tradizione. L'Osteria Senza Oste, quindi anche un romanzo di Alberto Raffaelli, l'editore Santi 40 di Treviso. Quindi lo trovate nelle librerie e leggetelo perché è piacevole, poi si parla anche di giovani, questa è la cosa interessante che io ho apprezzato di più di ciò che hai scritto. Siamo arrivati davvero alla fine di questo appuntamento, io faccio un giro di saluti, allora ringrazio Beppe Agostini di essere stato con noi alla Zanzega. Grazie a voi. Grazie mille alla tua partecipazione, ringrazio il direttore delle scuole DF, Luciano Gatti, grazie di quello che hai fatto, del messaggio che ci hai lanciato. Ringrazio Alberto Raffaelli, grazie a te, e spero di vederti ancora con noi ospite. Grazie a te. Ringrazio Alberto, grazie a nome di tutti, dillo. Grazie a nome di tutti i ragazzi e anche i prosciutti. Ospitati. Ringrazio uno degli coautori di questa trasmissione, oggi in studio con noi, Francesco Dotta. Un applauso. Grazie. Tornerà a trovarci a chiusura di questa stagione della Zanzega. Ringrazio ovviamente, non ti ho fatto parlare di qualcosa? No, mi pare che hai detto abbastanza. Hai parlato anche troppo. Grande Francesco Dotta, ringrazio Monia come sempre per la sua preparazione, gentilezza, cortesia, eleganza e stile. Grazie. Grazie della tua partecipazione. Io ringrazio il buon Mirko Gallo di essere stato con noi. Ivo, io lascerei la chiusura facendo un altro applauso a tutti questi giovani futuro della nostra regione. E noi durante l'applauso partiamo. Ciao a tutti!